Ben ritrovati con l'informazione su infofriulitv.net, edizione della notte. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 272 nuovi contagi su 2.571 tamponi, di cui 683 da test rapidi antigenici. I decessi sono 18, a cui si aggiungono altri 9 verificatisi nei giorni precedenti. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56, mentre quelli in altri reparti a 645 unità. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono 49.140. I decessi complessivamente ammontano a 1.591. I totalmente guariti sono 33.447, i clinicamente guariti 704, le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota 11.411. Vicegovernatore Riccardi, una delle cose importanti sul tracciamento del Covid è appunto capire quali sono state le persone positive e ricostruire la mappa, ed è quello che viene fatto qui all'interno. Come si sta sviluppando questo processo che diventa fondamentale per la appunto mappatura del Covid? Il lavoro che questi ragazzi stanno facendo sono stati aumentati in maniera significativa le postazioni con le quali fare questo lavoro e recuperare una difficoltà che oggettivamente il sistema aveva registrato. Quindi i contatti stretti, le condizioni per capire gli isolamenti e dall'altra parte i certificati necessari alle quarantene o alla parte, come io la definisco, il certificato di libertà, che è un'altra delle cose sulle quali dobbiamo recuperare alcuni ritardi. È un lavoro complicato, difficile, è un lavoro che ha dimensioni estremamente elevate, ma è un lavoro sul quale tutto il sistema si sta impegnando. Io lo voglio ringraziare sperando che anche i cittadini capiscano il modo complicato che deve essere affrontato gestendo processi complessi come quelli che abbiamo di fronte. Ecco, appunto è strategico perché dal tracciamento poi si riesce a risalire ai contatti e quindi capire quali sono altri potenziali positivi. Sono forse sistemi che vanno potenziati, mi pare che qui le potenzialità ci sono. Lo stiamo potenziando perché è inevitabile che il contatto stretto è possibile veicolo di ulteriore contagio. Quindi questo è uno sforzo che stiamo facendo in modo importante per cercare di ridurre il flusso dell'epidemia. È un lavoro delicato, anche perché è un lavoro che poi limita anche le libertà personali, quindi tutto questo deve essere messo insieme con buon senso e equilibrio ed è quello che stiamo cercando di fare. Giuseppe Petronzi è il nuovo questore di Milano. La nomina prevede che l'insediamento scatti dal 30 dicembre. Attuale questore di Trieste, Petronzi sarà sostituito da Irene Tittoni, che in passato ha diretto il servizio di polizia delle frontiere e degli stranieri. Originaria della provincia di Rieti, Tittoni è laureata in scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma. È entrata in polizia nel 1988 nella capitale. Nel tempo ha maturato una grande esperienza di materia migratoria e di frontiera in ambito nazionale, europeo e internazionale. Ha svolto un ruolo di rilievo nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. Giuseppe Petronzi si era insediato il 14 gennaio 2019 a capo della questura di Trieste, subentrando a Isabella Fusiello. Originario della provincia di Benevento, Petronzi proveniva da Vicenza, dove ricopriva un analogo incarico. Il Comune di Cividale del Friuli ha pubblicato l'avviso di selezione di 6 operatori volontari che prenderanno parte al progetto di servizio civile universale promossi dall'ente per l'anno 2021, approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale. Il progetto complessivo, promosso dalle ACLI su incarico dei comuni interessati, è dominato Culture da scoprire in Friuli Venezia Giulia, Cividale, Gemona e Fiumicello Villa Vicentina, e ha come obiettivo specifico la tutela, la valorizzazione, la promozione e la fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali. I posti disponibili per gli aspiranti operatori volontari nel comune di Cividale sono complessivamente 6. L'ufficio di presidenza dell'UTI della Carnia ha deliberato l'annuale assegnazione dei contributi agli enti, associazioni sportive, culturali e di promozione sociale e alle scuole che hanno presentato domande ammissibili. L'anno appena trascorso è stato particolare.
Se da un lato molte manifestazioni e iniziative che solitamente venivano finanziate non si sono potute svolgere, dall'altro l'emergenza sanitaria ha imposto dei cambi di programma e comportato maggiori oneri per realizzare l'attività indispensabile. Di questo si è tenuto conto nell'assegnazione dei fondi. In ambito scolastico sono stati stanziati 17.300 euro per finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa presentati dagli istituti comprensivi e superiori del territorio carnico, oltre che per l'acquisto di contratti per il maggiore traffico internet necessario per garantire la didattica a distanza. Altri 28.000 euro sono stati stanziati per l'abbattimento dei costi delle rette applicate alle famiglie dei bambini frequentanti l'asilo nido d'infanzia comunale di Tolmezzo. Nel 2020 svariate iniziative culturali, sportive, turistiche e sociali non hanno potuto avere luogo. Sono state comunque finanziate complessivamente 42 domande per uno stanziamento di 25.100 euro, a cui si aggiungono 20.000 euro già assegnati al Museo Carnico Michele Gortani a sostegno delle spese di gestione. A breve verranno inviate le comunicazioni ai beneficiari. Le deliberazioni di assegnazione con l'elenco completo dei contributi erogati sono consultabili all'albo pretorio dell'ente UTI Carnia. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per domani, martedì 29 dicembre. Cielo da nuvoloso coperto con precipitazioni intermittenti in genere moderate, più frequenti e abbondanti ed anche temporalesche sulla fascia orientale a partire dalla mattinata. Neve oltre i 400 metri circa. Sulla costa soffierà libeccio moderato, a tratti anche sostenuto. Le temperature in pianura, le minime oscilleranno tra 1 e 4 gradi, le massime tra gli 8 e i 10. Sulla costa 6-9 gradi le minime, 10-12 le massime, lo zero termico 1000 metri d'altezza. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione all'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Per quanto ci riguarda, per chi ci sta ascoltando adesso, buonanotte.